il Carnevale 2021 di Venezia. La decisione del comune di Vela, la kermesse si sarebbe dovuta aprire tra meno di un mese, impensabile festeggiare ancora in piena pandemia. Impianti di sci, via libera la data del 18 gennaio, l'ordinanza del ministro Speranza. Intanto la neve continua a scendere copiosa in montagna, chiusi passi e strade nel Bellunese, difficoltà e disagi nell'altopiano di Asiago. Troppi contagi nella Marca, l'attacco del direttore generale dell'ULSE 2 che denuncia gravi violazioni nei comportamenti di alcuni cittadini, tra quarantene violate e tracciamenti ostacolati. Un anno complicato, sempre in prima linea quello del governatore Zaia, che giovedì sera si è rivolto ai veneti sulle nostre emittenti nel messaggio di fine anno: dalla lotta al Covid al via della Pedemontana, queste le priorità. Vaccino anti-Covid, stamane il turno del professor Andrea Crisanti dopo le polemiche delle scorse settimane. Siamo a un momento di svolta contro il Covid, dice. Le immagini shock della violenta rapina avvenuta nel febbraio dello scorso anno a Venezia. I banditi prendono a calci la vittima per un cellulare e fanno scarellare la pistola prima di fuggire, arrestati dai carabinieri. Nel 2020 ogni cittadino ha perso in media 2.600 euro, queste le stime della CGIA di Mestre, che mette in guardia: si tornerà alla situazione pre-Covid solo nel 2024. Cure costosissime pagate dalla regione, l'emozione di Mattia e Giorgio, ai genitori del piccolo Nicolò, il bimbo di Castelfranco Veneto al quale è stata diagnosticata l'atrofia muscolare spinale. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Dunque l'avete sentito ora dai titoli: il coronavirus ha cancellato anche il Carnevale 2021. La kermesse si sarebbe dovuta aprire a Venezia tra meno di un mese, il 30 di gennaio. Non ci sarà a Venezia il Carnevale 2021, improponibile per quest'anno festeggiare ancora in piena pandemia, con gli ospedali veneti sotto pressione, migliaia di morti e centinaia di persone che stanno lottando contro il Covid. Una scelta in primo luogo di sensibilità e rispetto degli organizzatori verso coloro che stanno soffrendo, e poi motivata anche dalla priorità assoluta di evitare il rischio di assembramenti e di tutto ciò che possa far circolare il virus. Da queste considerazioni sono partite l'amministrazione comunale di Venezia e la società Vela per arrivare alla decisione, dolorosa ma inevitabile, di cancellare l'evento. Del resto, questa volta nemmeno il calendario ha giocato un ruolo amico. La kermesse si sarebbe dovuta aprire troppo presto, tra meno di un mese, sabato 30 gennaio, e concludersi con il clou del martedì grasso il 16 febbraio. La decisione della rinuncia verrà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni, ma la scelta ormai è fatta. Cancellate dunque tutte le manifestazioni in presenza alle quali la festa ci ha abituati, dal corteo delle Marie al volo dell'Angelo, dal campanile di San Marco, dalla festa sull'acqua a Canareggio alla pacifica invasione di maschere e coriandoli tra Cagli e Campielli. A rimpiazzare tutto ciò ci potrebbero essere forse un paio di eventi in streaming, ma per le manifestazioni di Carnevale in presenza tutto rimandato al 2022. Proprio il virus interrompe bruscamente il Carnevale, anche l'edizione 2020, la domenica, per la notizia dei primi contagi a Venezia, arrivata proprio alla vigilia del clou di martedì grasso. Per le manifestazioni in presenza, Venezia guarda oltre, ci si sta concentrando sull'organizzazione per i 1600 anni di Venezia, con un cartellone che dovrebbe aprirsi il 25 marzo e durare un intero anno, e sul Salone Nautico a primavera. Neve e ancora neve nella montagna veneta, dove si sommano i disagi e le strade chiuse. Il Ministero intanto fa slittare al 18 la data di apertura degli impianti da sci. Mentre la neve continua a cadere sulla montagna veneta, arriva la prima certezza di questo 2021 con il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza con cui si fissa la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio, anche in linea con la richiesta delle regioni. L'obiettivo di chi vive di turismo è salvare il salvabile. Abbiamo l'esigenza di ripartire almeno per metà gennaio con gli impianti di risalita. La stagione è lunga e quindi una buona parte sicuramente è stato perso, però l'importante è che ci mettano nelle condizioni in sicurezza. Di certo la neve non manca, continua a cadere soprattutto dai 600 metri in su. Notizie sul Feltrino, dove ha continuato a nevicare in maniera molto abbondante, ci sono arrivati 70 centimetri mi pare a Lamont, e in tutto il resto della provincia, ripeto, sopra i 600 metri, quindi è una situazione ancora di
maltempo molto forte. Nel frattempo è stato chiuso per una slavina sul lato di Bolzano il passo Cimabanche, così come il passo Giau, vietato il transito anche sulla strada 49 di Misurina. Sempre per pericolo slavine restano chiuse la provinciale del Passo Valles, la panoramica del Comelico, la strada del passo Cereda e Duran, la Val Degano, chiuso il tratto a Fiames dell'Alemagna. Veneto Strade, informa il direttore generale Silvano Vernizzi, è impegnato a tenere aperto il passo Staulanza, l'unico modo per non isolare la Val Zoldana. Resta alto il pericolo valanghe. E forte preoccupazione per la situazione di Asiago, per le forti nevicate e per i tanti alberi divelti sul manto stradale ghiacciato. Il sindaco di Asiago, raggiunto telefonicamente, dice state a casa, mentre nel pomeriggio è stata chiusa anche la strada del Costo. Abbiamo quasi 1 metro di neve a terra e sui tetti, questa è la cosa abbastanza preoccupante perché adesso sta piovendo sulla neve e quindi questo sta aggravando il peso della neve sui tetti soprattutto. Abbiamo tutti i mezzi sgombero neve in funzione da questa notte, stiamo cercando di fare il meglio per garantire la viabilità. Noi sappiamo anche dell'intervento continuo, anche stamattina, dei vigili del fuoco per appunto tagliare dei tronchi, dei rami. Abbiamo alcune piante che sono cadute sulla strada provinciale verso il Turcio da Asiago e lì abbiamo dovuto chiudere la strada e quindi ovviamente il carico di neve su queste piante le ha piegate al punto che si sono spezzate, quindi ci sono situazioni di questo tipo abbastanza frequentemente nelle strade di montagna dove sono presenti molti abeti. Siamo quasi di fronte ad una sorta di calamità naturale. Ecco, quindi signor Sindaco, il suo appello accorato qual è? Ma come ho detto, utilizzare il meno possibile le macchine, rimanere a casa il più possibile, aspettare che si superi questa perturbazione. Adesso ha ripreso a nevicare, è prevista neve fino a stanotte e quindi è veramente una situazione di emergenza che implica grande prudenza e grande attenzione anche ai rischi di una mobilità veicolare su fondi che sono sdrucciolevoli sostanzialmente. C'è veramente anche la presenza di ghiaccio e questo rende pericolose le strade. Parliamo ora di Covid, troppi contagi nella Marca, l'attacco del direttore generale Francesco Benazzi che denuncia gravi violazioni nei comportamenti di alcuni cittadini, così avverte e si mette a rischio la popolazione. Ho sentito i nostri tracciatori nel cotton tracing e purtroppo ecco, i nostri contagi dipendono molto anche dalle uscite delle persone che sono in quarantena. Purtroppo abbiamo avuto segnalazioni di persone che in quarantena vanno in giro ancora per il nostro territorio o da chi addirittura non si rende reperibili perché dà un numero di telefono errato. Ecco, l'ira del direttore generale dell'ULSS 2 caratterizza questo inizio di 2021 nella Marca perché nonostante il mini lockdown nel Trevigiano si sono registrati tanti positivi, oltre 500 al giorno. Molti tamponi effettuati, 409.000 dall'inizio dell'apertura dei Covid Point, ma questo non spiega l'alto numero dei contagi causati, attacca Benazzi, dai comportamenti poco etici. Allora io veramente chiedo a tutti, per cortesia, dal punto di vista etico, dal punto di vista umano nei confronti degli altri, se siete in quarantena restate a casa. Perché così si mette a rischio l'intera popolazione. I pranzi di Natale evidentemente non ci hanno aiutato, perché stiamo ricevendo tanti positivi, addirittura in più rispetto a prima, quindi qualcosa evidentemente nel meccanismo del rispetto delle regole non ha funzionato. Chiederò anche a Sua Eccellenza il Prefetto, che poi si farà tramite alle forze dell'ordine, di aumentare i controlli, perché effettivamente non abbiamo avuto dei segnali positivi in questo periodo, chiamiamolo così, di mini lockdown. Il dato che fa respirare il numero dei guariti dalla positività 34.495, ma il rapporto tra il numero dei tamponi ed il numero dei positivi è superiore alla media nazionale. La Marca è nella fase 5, quella di allerta. Ci sono attualmente 450 ricoveri in tutta la ULSS. Per fronteggiare l'emergenza sono stati aggiunti per sicurezza altri 140 posti
posti letti Covid, soprattutto al San Camillo che offre 70 posti in più, mentre altri 20 a Vittorio Veneto, 20 a Treviso e Montebelluna, altri 10 a Conegliano. Benazzi aggiunge: il nostro R-Conti è stabile a 0,99 nonostante tutto ciò. Nelle terapie intensive abbiamo invece 45 pazienti. È chiaro che se aumenteranno i positivi noi siamo costretti a chiudere un po' il cerchio e ovviamente ridurre ancora l'attività, cosa che non vogliamo perché all'oggi noi continuiamo a garantire tutto, dall'infarto all'ictus, quindi alla neurologia, ai tumori e soprattutto agli interventi di urgenza. Sul fronte operatori sanitari ancora diversi sono in quarantena o in isolamento. Entro il 7 gennaio ci saranno un'ottantina di infermieri in più. Le grandi difficoltà le abbiamo soprattutto con i medici. Purtroppo, ribadisco e continuerò a dirlo finché non mi stanco, abbiamo il problema che non troviamo gli specialisti. Grazie al vaccino siamo a un momento di svolta contro il Covid-19, parole di chi qualche tempo fa aveva espresso prudenza verso l'antidoto al coronavirus, ma oggi a Padova il professor Andrea Crisanti si è vaccinato per dare l'esempio. Da attendista a testimonial del vaccino anti-Covid, il professor Andrea Crisanti si è sottoposto alla vaccinazione contro il coronavirus durante una breve cerimonia all'azienda ospedaliera di Padova. In passato, ha precisato lo studioso romano, avevo detto che aspettavo la condivisione dei dati sui vaccini alla comunità scientifica prima di farmelo iniettare. Io non sono stato mai contrario ai vaccini, però penso che ci sia un problema, c'è stato un problema di trasparenza, questo problema è stato in qualche modo risolto con la condivisione dei dati pubblicamente alla comunità scientifica e anche al pubblico, quindi io penso che è il momento di testimoniare la consapevolezza che ci siamo di fronte a un momento di svolta, abbiamo a disposizione dei vaccini che sono sicuri. Innocui perfino, ha aggiunto Crisanti. Certo, ha poi detto, qualcuno potrà forse sviluppare un dolore al braccio, febbre o reazioni allergiche dopo il vaccino. Voglio tranquillizzare tutti, io per esempio sono allergico e me lo faccio. Arriveranno diversi vaccini anti-Covid, ha informato Crisanti. Alcuni saranno a base di proteine del virus prodotte in laboratorio, come è avvenuto per la vaccinazione tetanica e difterica. Tecnologia pura. L'importante è che il sistema immunitario venga stimolato da proteine del virus e non dal virus. Per questo si può dire che il vaccino è innocuo. Ci auguriamo tutti quanti che ci sia la massima adesione a questa vaccinazione, perché l'adesione a questa vaccinazione è fondamentale per bloccare la trasmissione. E di contagi nel Veneto sono 3.172, nelle ultime 24 ore 80 i decessi. Partita con oggi la vaccinazione anti-Covid nelle residenze per anziani dell'ULSS 8 di Vicenza, i primi vaccinati alla casa di riposo Monte Crocetta. Ore 10:30, tutto pronto nella casa di riposo di Monte Crocetta di Vicenza. 64 gli ospiti attualmente presenti, tutti ultra ottantenni e 2 centenari di 103 anni, più un nucleo di 23 posti letto per malati di Alzheimer, 60 gli operatori. Il nuovo anno nella città del Palladio inizia così, con la vaccinazione contro il Covid nelle residenze per anziani. Sono già iniziate le vaccinazioni nei reparti e abbiamo praticamente tutti gli ospiti hanno dato il consenso per essere vaccinati e circa un 80% del personale dipendente ha dato appunto il consenso. Fiorindo, quasi 83enne, è il secondo vaccinato, prima di lui Angelina. Un po' spaesati ma contenti si sono sottoposti alla vaccinazione. Da dietro un vetro abbiamo raccolto il loro entusiasmo. Contento di aver fatto il vaccino Covid? Neanche in accordo. Ah, non se ne è neanche accorto? Neanche accordo. Bene, bene, è contento? E chi non può imparare. Bene, contento? Porca miseria, scherziamo. Da lunedì si partirà con un ritmo di vaccinazioni di 3 case di riposo al giorno, una quarantina quelle dell'ULSS 8. Obiettivo terminare nel giro di una settimana, 15 giorni. Mentre nei reparti continua la vaccinazione degli ospiti, a sottoporsi al vaccino è il turno del personale sanitario. Il personale spesso è dimenticato, ma io so quant'è la fatica che fanno in ogni giorno quando fanno i doppi e i tripli turni, quando l'assenza e la carenza di personale piega la schiena di ognuno. Ma nonostante ciò, oggi sono felici e vedono attraverso il vaccino e attraverso questa giornata
una luce in fondo al tunnel. Personale che lancia un invito ai colleghi ancora titubanti. Di vaccinarsi, perché questo serve non solo per se stessi ma anche per i colleghi e per tutta la cittadinanza e per i nostri ospiti. Un anno complicato, sempre in prima linea, quello del presidente Luca Zaia, che giovedì sera si è rivolto ai veneti sulle nostre emittenti nel tradizionale messaggio di fine anno. Dalla lotta al Covid al via della Pedemontana, queste le priorità del governatore. Noi ci siamo, continuiamo a fare il nostro dovere, lo facciamo con determinazione, lo facciamo a volte anche con apprensione, con preoccupazione, non sono momenti facili neanche per noi, però penso che questa battaglia la dobbiamo fare assieme e per farla assieme dobbiamo essere compatti. È un appello alla coesione che tradisce l'emozione di un anno sempre vissuto in prima linea, quello che il presidente del Veneto Luca Zaia ha lanciato dalle nostre emittenti nel messaggio di auguri trasmesso la sera dell'ultimo dell'anno, dove il primo dei pensieri è andato a chi non gode di buona salute. Un augurio di cuore a coloro che sono ammalati. Un augurio ancora più particolare a chi ha conosciuto il Covid e sta combattendo tra la vita e la morte per venire fuori dal Covid. Un racconto, quello di Zaia, che parte dal primo caso di Vo. Lì comincia la battaglia del Veneto contro il Covid, l'evacuazione di Schiavonia, i test rapidi, il plasma iperimmune, il passato recente che si fonde con la cronaca, anche in attesa di capire cosa sarà del territorio regionale finite le festività. Dal 24 dicembre abbiamo le zone arancione e rosse in base al decreto nazionale, il che vorrà dire che il 7 gennaio il Veneto avrà avuto dal 19 al 7 gennaio una ventina di giorni di restrizioni. Noi speriamo che queste siano servite a fare abbassare, diciamo, la pressione del virus. E la partita sanitaria diventa economica con un messaggio diretto al governo alle prese con il recovery plan. Che sono 209 miliardi di euro che l'Europa ci dà, vengano dedicate alle imprese per creare occupazione e per rilanciare l'economia. E per rilanciare l'economia il nodo fondamentale sono le infrastrutture su tutta la Pedemontana, con Zaia che accelera. Questa infrastruttura vedrà ovviamente l'apertura della quasi totalità del tracciato per la primavera 2021 e poi con fine 2021 sono convinto che si riuscirà a chiudere tutte le partite. E ancora il turismo, dalle Dolomiti a Venezia, la cultura alla difesa idrogeologica, con la ricostruzione post-Vaia andata avanti nonostante il Covid, e poi la madre di tutte le battaglie. L'autonomia resta per noi il faro. Non è una partita facile, ve l'ho sempre detto, però penso che la grande forza per le trattative ce l'abbiano data i veneti, ce l'avete data voi. Nei 2 giorni festivi, il 31 dicembre e il 1 gennaio, i controlli sono stati numerosi anche in Veneto e guardando i dati del Ministero dell'Interno credo di poter dire che i nostri concittadini hanno avuto un comportamento responsabile, così il sottosegretario di Stato dell'Interno Achille Variati sui controlli per l'emergenza Covid in Veneto. In Veneto le forze di polizia nei giorni del 31 e 1 gennaio hanno eseguito 5.338 controlli, a cui sono seguite 150 sanzioni, rileva Variati. Invece per quanto riguarda le attività commerciali i controlli sono stati 1.227, le sanzioni appena 4. Nel dettaglio la provincia con il maggior numero di sanzioni in questi 2 giorni è stata Verona con 45, seguita da Venezia 31, Belluno 22, Vicenza 19, Treviso 17, Padova 13 ed ancora Rovigo 3. Ed ora siamo alla cronaca. 2 trentenni veneziani sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina. Il febbraio scorso avevano aggredito un turista minacciandolo con una pistola e prendendolo a calci. È una notte del carnevale scorso a Venezia. Un balzo e gli sono davanti. Uno dei 2 punta al malcapitato turista straniero una pistola, caricandogliela minacciosamente davanti. La vittima allontana l'arma con una mano e riceve 2 calci in viso dal complice, mentre il primo rapinatore si dà già alla fuga. Il turista barcolla. Prima di riuscire a fuggire ha probabilmente uno scambio di battute col suo assalitore. Anche il secondo aggressore estrae una pistola e rimane per qualche istante con l'arma in pugno, nel cuore di Venezia, ad un passo dal ponte di Rialto.
Entrambi i malviventi, 2 trentenni veneziani con numerosi precedenti di polizia, sono stati arrestati dal nucleo natanti dei Carabinieri di Venezia al termine di un'articolata attività di indagine che, grazie alle dichiarazioni dei testimoni, all'analisi dei tabulati telefonici e alle telecamere a circuito chiuso presenti in zona, ha consentito di identificare i 2 arrestati. Per uno si sono aperte le porte del carcere, il secondo è ai domiciliari. Gli aggressori avevano notato la vittima seduta a terra che utilizzava uno smartphone e l'avevano aggredita coprendosi parte del volto con dei cappucci. Il turista, pare dall'accento inglese, aveva poi chiesto aiuto ai dipendenti di un'attività commerciale poco distante. Proprio l'identificazione della vittima rimane l'unico tassello mancante. Nonostante diversi tentativi, i carabinieri non sono riusciti a rintracciarla. Nessuno ha presentato denuncia o si è presentato in una struttura sanitaria. Se qualche telespettatore dovesse identificarsi nella vittima, è pregato di segnalarlo al 112 o presentarsi presso una caserma dei carabinieri. Nel 2020 ogni cittadino ha perso 2.600 euro pro capite, queste le stime della CGA di Mestre, che mette in guardia si tornerà alla situazione pre-Covid solo nel 2024. Dopo la caduta del PIL, stimata per il 2020 del 9,9%, quest'anno dovrebbe tornare a crescere del 4,1%. In valori assoluti, nel 2020 la crisi ha bruciato 156 miliardi di euro e nel 2021 se ne dovrebbero recuperare 83, registrando così un saldo negativo biennale di 73 miliardi. Questi i dati di un'analisi condotta dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha stimato una perdita pro capite media di ciascun italiano di 2.600 euro, mentre nel nuovo anno ne riguadagnerà poco meno di 1.400. Quest'anno assisteremo a un rimbalzo della nostra economia che ci farà recuperare solo una parte della contrazione del PIL registrata nel 2020. Di conseguenza è verosimile sostenere che torneremo a una situazione pre-Covid non prima del 2024. Gravità della situazione che si ripercuote sui dati occupazionali, ancor più quando verrà meno il blocco dei licenziamenti. Sarà perciò decisivo spendere tutti e bene i 209 miliardi di aiuti che ci giungeranno dall'Unione Europea. Altrimenti rischiamo che l'economia del nostro paese finisca su un binario morto e la crisi economica in atto si trasformi in una crisi sociale senza precedenti, dove a pagare il conto saranno soprattutto i più deboli come i giovani e le donne. Infine, a destare preoccupazione, secondo le stime elaborate a novembre dalla Commissione europea, tra gli indicatori economici italiani è quello sui consumi delle famiglie. In buona sostanza, ogni famiglia italiana nel 2020 ridurrà la spesa annua per gli acquisti di circa 4.400 euro. Nel 2021 invece la ripresa sarà solo del più 3,8%. Per salvare Nicolò serve la cura più cara del mondo. La Regione del Veneto ha deciso di farsi interamente carico della cura per salvare il bambino. Questa è una notizia che ci ha emozionato moltissimo e abbiamo versato appunto fiumi di lacrime dalla gioia. Tanto felice anche perché le persone che ci hanno aiutato finora sono tantissime. Sono ancora emozionati Mattia e Giorgia, i genitori del piccolo Nicolò Martin, il bimbo al quale è stata diagnosticata l'atrofia muscolare spinale, malattia rara e degenerativa. A riempirli di gioia e a ridare una speranza di vita al loro piccolo di appena 9 mesi è stata la Regione del Veneto, che ha deciso, grazie all'aiuto del governatore Luca Zaia e dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, di farsi interamente carico delle spese per l'acquisto dello Zolgesma, un farmaco costosissimo e disponibile solo negli Stati Uniti, in grado di migliorargli la vita se somministrato entro i 24 mesi di vita. Lo Zolgesma costa 2.100.000 euro. Il 29 dicembre la telefonata all'hospice di Padova che ha segnato la svolta per questa famiglia. Siamo veramente fortunati ad abitare in una regione come il Veneto e non ci aspettavamo in così poco tempo di raggiungere questo obiettivo, che per noi era un ostacolo insuperabile
stabile. Per i bambini affetti dall'atrofia muscolare spinale le aspettative non superano i 2 anni di vita perché la malattia non permette la rigenerazione dei motoneuroni. Solo grazie a questa cura si può tentare di combattere contro l'asma 1. Il farmaco che viene somministrato a Nicolò a oggi serve soltanto per mantenere in vita i motoneuroni vivi, mentre il farmaco americano sembra proprio sia una cura, quindi serve a far riprodurre da quando somministrato la proteina SMN1, che è quella che manca a questi bambini. Dopo l'annuncio di papà Mattia sui social e prima dell'aiuto della regione, 8.000 persone hanno donato oltre 270.000 euro, soldi che andranno in un conto intestato a Nicolò per sostenerlo nel suo percorso futuro e per aiutare altri bambini che necessitano della stessa cura. Saluta. Come si fa ciao con la manina? Ed è davvero tutto, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. La permanenza di una circolazione di bassa pressione alimentata da aria fredda manterrà esposto il nostro territorio a condizioni di instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 3 gennaio. Sul Veneto il tempo risulterà variabile, al mattino avremo molte nubi con cielo coperto ovunque e piogge piuttosto diffuse un po' su tutte le province della nostra regione. Nel corso del pomeriggio non si escludono anche delle pause maggiormente asciutte, localmente sarà possibile anche qualche spiraglio di sole. Limite della neve sui 600-800 metri all'incirca. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui maltempo con precipitazioni ovunque e per tutto l'arco della giornata, fenomeni localmente abbondanti. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 9 gradi. Stessa situazione infine anche sul Trentino Alto Adige con piogge alternate a momenti più asciutti, locali nevicate fino a bassa quota. Temperature minime intorno ai meno 3, meno 2 gradi, massime sui 3-5 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.